Diciamo che innanzitutto non si allontana sempre di più, ma l'ospedale è una realtà, ci sono delle procedure da rispettare, se poi qualcuno ha altre soluzioni più veloci le dica, ma le dica pubblicamente. A me risulta che la legge prevede questi passaggi. Dall'altro il finanziamento lo si ottiene con l'articolo 20, che è una legge nazionale, che prevede che a Roma si deve pagare l'ospedale. Capiremo in che misura, ma comunque si parte da lì. Dopodiché se ci sono fondi propri da mettere ce li mettiamo perché la Regione è in grado di affrontare anche questo tema, ma da prima vogliamo capire a Roma quante tasse delle nostre tasse ci restituisce. Quindi insomma per l'alluvione serve Roma, serve lo Stato e quando serve un nuovo ospedale si va sempre a battere cassa lì perché noi diamo le nostre tasse, parte delle nostre tasse a Roma, insomma questo è il giro. Sì, questa non è polemica politica, è macroeconomia. Prova ne sia, lo dico a tutti i detrattori che abbiamo che ci invitano a non rompere le scatole a Roma, mi ricordo che le stesse persone nel 2010 mi dicevano di rompere le scatole a Roma perché il governo era un nostro governo. Per cui dico, per la proprietà transitiva, nel 2010 360 milioni per l'alluvione, non capisco per quale motivo oggi non ce ne debbano essere.